Euroregione News. Disco su ruote, col camper a Codroipo. Il progetto dell'Agenzia delle Entrate prevede di raggiungere i comuni italiani che non dispongono di uffici locali per mettere a disposizione dei cittadini i servizi informativi che altrimenti comporterebbero chilometri e difficoltà di parcheggio nelle città capoluogo di provincia. Quest'anno è la volta di Codroipo, unica tappa del tour in Friuli Venezia Giulia, l'8 e il 9 giugno. Sentiamo cosa ne pensa la dottoressa Federica Padano dell'Agenzia delle Entrate e Patrizia Venuti, che oltre ad essere l'assessore comunale al bilancio è anche un'apprezzata commercialista, e il sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti. Io ritengo che il fisco non sia una cosa negativa come visto in Italia più volte, ma sia una cosa estremamente positiva, anche perché è una frase fatta ma giova ripeterla: se tutti pagassimo il dovuto non tutti pagheremmo così tanto, perché molti, ed è un fenomeno tipicamente italiano, hanno l'abitudine, il vezzo di evadere il pagamento delle imposte. Noi ne siamo credendosi furbi. In realtà non lo sono, perché noi come amministrazione comunale ne siamo un esempio vivente, tant'è che la norma di legge prevede che negli avanzi di amministrazione i crediti di dubbia esigibilità che derivano appunto da tasse o imposte non pagate debbano obbligatoriamente essere accantonati invece che spesi per le esigenze dei cittadini amministrati. Per l'amministrazione della città di Codroipo questo vale 1.200.000 euro l'anno, che sono molti soldi su un bilancio di circa 26 milioni di euro e con un avanzo d'amministrazione medio di circa 4-5 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di una percentuale molto rilevante di imposte non pagate dai cittadini di Codroipo di dubbia esigibilità che vanno obbligatoriamente accantonate. Questo appunto mi ha consentito di fare questa considerazione e di accogliere questo bellissimo luogo che è un camper con tanto di tenda. Abbiamo anche la fortuna di avere il sole in questi 2 giorni, laddove l'Agenzia delle Entrate si rende disponibile a spiegare al territorio quelle che sono le manchevolezze forse fatte da qualche contribuente o dei quesiti che loro vogliono porre in maniera proprio trasparente e vicina appunto al cittadino, in maniera tale che non vi sia più questa distanza o questa supposizione di conflittualità tra le due entità. Siamo tutti sulla stessa barca, si dice in questo periodo, ma ancor di più in momenti di crisi economica laddove tutti quanti dobbiamo fare sistema. Pertanto abbiamo accolto con favore questa 2 giorni tutta codroipese in un tour itinerante, mi spiegava la dottoressa poc'anzi, iniziato da Udine, passato a Cividale, andato a Spilimbergo negli anni scorsi, e che quest'anno vede con piacere la piazza di Codroipo dedicata appunto a questa lodevole e pregevole iniziativa. L'idea nasce dall'Agenzia delle Entrate. Ogni anno ci chiedono i colleghi romani di individuare un comune preferibilmente non servito dai nostri uffici, e ogni anno cerchiamo di individuare un comune un po' lontano dalle sedi dei nostri uffici proprio per poter agevolare la cittadinanza e la collettività. E nel mio duplice ruolo, perché sono anche una commercialista, chiaramente ancora di più l'ho voluta, perché so benissimo quanti sono i disagi che possono avere anche i cittadini del nostro territorio non serviti dall'ufficio dell'Agenzia delle Entrate per qualsiasi quesito di cui hanno necessità. Dal Medio Friuli per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.